Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Pappa in Cucina. Oggi la ricetta delle mafalde siciliane, un panino tipico della zona del palermitano. Andiamo a vedere subito gli ingredienti per fare il nostro impasto. Gli ingredienti che andremo a utilizzare sono 400 g di farina di semola rimacinata, 100 g di farina 00, 350 ml di acqua, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale, 40 ml di olio extravergine d'oliva e 5 g di miele. Andiamo a utilizzare una planetaria, quindi inseriamo all'interno le due farine, poi l'olio, insomma, e poi la parte liquida, lasciando per ultimo il sale che inseriremo successivamente una volta che avremo ammassato parzialmente tutto quanto l'impasto. Una volta messo il gancio, che andremo ad attivare ad una velocità 1 all'inizio per piano piano far assorbire alla farina tutta la parte liquida, passati poi più o meno una decina di minuti andiamo ad inserire invece il sale, quindi per farlo ulteriormente lavorare per altri 10 minuti in modo tale da incordare perfettamente e far formare la maglia glutinica al nostro impasto. Una volta che sono passati i nostri 20 minuti più o meno di impasto, andiamo a prendere quello che è la massa che si è andata a formare, la mettiamo su una spianatoia e andiamo a far rilassare la nostra massa. Vado a dare due pieghi in più al nostro impasto per dargli più forza. Gli faccio un lavoro di birlatura in modo tale da accumulare aria al suo interno e dopodiché lo lascerò riposare per una decina di minuti coperto da un recipiente in questo caso e da un canovaccio. Questo processo lo andiamo a fare per 2 volte, quindi lo lasciamo riposare 10 minuti. Ecco, adesso sono passati 10 minuti, lo andiamo a riprendere, diamo altri 2 giri al nostro impasto per dargli un'ulteriore forza, facciamo accumulare più aria all'interno e dopodiché, ecco, andiamo a farlo rilassare ancora per altri 10 minuti. Quindi andiamo a coprire di nuovo e così via, fino a che poi andiamo a formare le nostre mafalde. Passati gli ultimi 10 minuti andiamo a vedere l'impasto come è diventato liscio, quindi andiamo a fare le nostre pezzature da 150 g ciascuna e così via. Ecco, sono andata ad occhio e mi è andata bene. Quindi alla fine per l'impasto che abbiamo fatto escono 6 mafalde. Andiamo a bagnare le nostre mani con un pochettino di olio e andiamo a formare quindi un salsicciotto abbastanza lungo, più o meno di una lunghezza di 80 cm. Quindi una volta che abbiamo i nostri 80 cm formati, quindi vedete come si continua ad allungare, andiamo a prendere la parte più estrema poi del salsicciotto e andiamo a formare delle S, quindi la parte iniziale è più stretta, poi ci andiamo ad allargare un pochettino e poi ritorniamo nella parte stretta e la parte finale andrà proprio sopra la nostra S formata, le nostre S formate, quindi andando a chiudere, ecco, la mafalda. Così andiamo a metterli su una teglia precedentemente ricoperta con carta da forno
e continuiamo così con tutte le altre. Andiamo a rivedere il processo, quindi la parte iniziale è quella più stretta, poi andiamo ad allargare come uno snack, il famoso snack che abbiamo sempre giocato sui telefonini. Così abbiamo ottenuto le 6 mafalde che avevamo in programma. Andiamo a coprire con una pellicola trasparente e lasciamo lievitare ancora per un'oretta più o meno. Passato il tempo di lievitazione andiamo a bagnare con un pennellino e un pochettino di acqua la superficie e dopodiché andiamo a spolverare sulle mafalde il sesamo, ecco, che noi chiamiamo agiuggiolena. Forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a inserire poi una ciotola con un pochettino di acqua, questo per dare vapore all'interno del forno e così evitare che diventino più dure le nostre mafalde. Quindi a 200 gradi e forno statico, i primi 20 minuti a 200 gradi, dopo 20 minuti scendiamo a 180 gradi e continuiamo a cucinare, quindi avremo un totale di 40 minuti a forno statico. Passati 40 minuti, ecco qua, usciamo le nostre mafalde ben cotte, dorate e perfette. Adesso non ci resta altro che andarle a condire. Nelle nostre parti la sua morte, ecco, diciamo, per dire il modo perfetto per mangiare una mafalda, ecco, la mortadella. Ma io vi ho fatto una versione differente, con un pochettino di olio. Adesso lo andiamo a vedere. Ecco qua, adesso andiamo a prendere la nostra mafalda, la apriamo in due, quindi andiamo a farcire il nostro panino. Vedete all'interno la mollica, appunto si nota che è una farina di semola di rimacinato. Andiamo a mettere un pochettino di olio e dopodiché io l'ho condita a mio piacimento con un pochettino di prosciutto e mozzarella, origano e una puntina di olio di nuovo. Perfetto, vi assicuro che è una accoppiata unica. Non mi resta che ringraziarvi ancora per la visione fino alla fine del video. Spero di rivedervi di nuovo sul mio canale di Pappa in Cucina. Ciao ragazzi!